Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale. E dall'esterno non è partito. C'è un errore intanto a metà gruppo, mentre vediamo al comando con il numero 5 Naldo Benal, che è riuscito a superare Uragano Spritz, mentre più indietro Zlatan Si cerca di riportare sotto il gruppo. Anzi, in terza posizione, scusate, il numero 4 Rossano, che precede Zelda Zac, che ha già rifatto la penalità insieme a Varadero, mentre più indietro c'è un Light Griff. Tanto 38 i primi 400 metri, 600 che se ne vanno in 46,1, tiene andatura sostenuta considerando la partenza da fermo. In vantaggio Naldo Benal su Uragano Spritz e Rossano, intanto cavalli che stanno per completare il giro. Naldo Benal lo percorre in 1 minuto e 7 decimi, 14,6 il parziale delle scuderie. Un paio di lunghezze si mantiene Uragano Spritz, che ha chiuso favorito a 2,53 contro il 2,69 di Light Griff, che non ha avuto partenza felice. E ora il chilometro iniziali in 1,15,9. Davanti alle tribune Naldo Benal continua a guidare nella sua scia Uragano Spritz, poi Rossano, ancora Zelda Zac, mentre all'esterno si impegna Varadero. Gli altri più indietro, con all'esterno Light Griff che cerca di recuperare, ma finisce con lo numero 6 Varadero squalificato. ripiegare. Intanto c'è la squalifica per Varadero. Intanto un altro parziale in 15,3 non si lascia avvicinare Naldo Benal, e Uragano Spritz rimane in seconda posizione con Rossano che ha spostato all'esterno. Poi c'è Zelda Zac più indietro. Intanto siamo sulla curva conclusiva. Naldo Benal che ha due lunghezze abbondanti su Uragano Spritz, con al largo Rossano. Completamento della curva finale e Naldo Benal si presenta sempre con un paio di lunghezze di margine. Siamo ai 100 conclusivi con in vantaggio Naldo Benal. Naldo Benal, battute conclusive, finisce fortissimo Zelda Zac, ma può solo essere seconda davanti a Uragano Spritz. La vittoria in percorso di testa di Naldo Benal e Marcello Becci, successo che mancava da un po' a Naldo Benal, ma era seguito al gioco oggi. 4,65 la quota al totalizzatore, percorso di testa impeccabile per l'allievo di Vincenzo Piscolio dell'Annunziata, guidato subito con estrema decisione da Naldo Benal. Vedete, finisce fortissimo Zelda Zac, che coglie il secondo posto battendo Uragano Spritz.